Ciao ragazze e ragazzi, c'è posta per te. Sono Albano e Romina il regalo che Giuseppe vuole fare alla madre Cetti. Giuseppe ha perso un fratello e sua madre ha perso un figlio, dice a Maria. Il fratello Francesco ha perso la vita con un incidente in moto che aveva regalato proprio lui. Suo fratello era caratterialmente diverso da lui, coccolava, consolava la madre ed era un tipo molto aperto, invece lui è un tipo molto chiuso, pertanto si rivolge a Maria per riuscire a dire alla madre che gli vuole bene e per ritrovare la felicità di prima. Stasera sono qua per dirti quanto ti amo, dice Giuseppe alla madre, e anche per promettere che proveranno a essere di nuovo felici. Cetti è in lacrime, sentendo le parole del figlio, e anche Albano e Romina sono commossi dalla loro storia. Romina regala un braccialetto che fa lei stessa e una trousse di trucchi per incoraggiarla a riprendersi la sua vita. Albano invece gli dà la sua sciarpa portafortuna. Albano si associa al suo dolore, ma le ricorda che non dobbiamo scordarci delle persone che abbiamo intorno. Romina la incoraggia a vivere il presente e non pensare alle cose negative del passato. Ne so qualcosa anch'io, altrimenti non ne usciamo più, dice a Cetti. Mamma e figlio si abbracciano promettendosi di riprovare a essere di nuovo felici. Bellissima storia, emozionante e commovente. Un applauso a questa famiglia. A voi è piaciuta? Commentate pure. E adesso vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!